Amici di Directa Sport, benvenuti al comunale Gino Neri di Arborea. Oggi qua c'è aria di derby perché questa è Arborea Tarros, sedicesima giornata del girone A di promozione, l'ultima del 2025. Su Dessi non c'è fallo, poi qua ha cercato l'inserimento per Sperandio, qua apertura panoramica ottima da parte di Azzini che poi ritorna in area di rigore. Attenzione all'1 contro 1. Dentro pallone per Angioni, interessante, Angioni dietro per Sperandio! Si sblocca la partita al 7° minuto. Sperandio, vantaggio dell'Arborea, terzo gol in campionato per Gabriele Sperandio. Nasce tutto da un'apertura panoramica perfetta di Marco Azzeni che quando non segna fa segnare gli altri. Torna Orru, poi cambia tutto, cerca la palla che diventa poi buona per Azzeni col destro, palla che termina fuori. Mameli, palla lunga a cercare Orlando che fa la sponda, diventa quasi un tiro, deve volare, volo plastico questo di Stefanato. Azzeni fa correre Orro che poi dentro per Sperandio, anzi scusatemi, per Pizzalis. Lungo Grotta a cercare ancora Calaresu, sempre con l'intervento di Sabatel, poi qua buona la palla per Pizzalis, apertura ancora con Grotta, Pizzalis cicca la conclusione. Cambia tutto per Pizzalis che entra verso il centro del campo, poi Mameli pensa alla conclusione, la fa partire, tiro che termina non tanto distante dalla porta. Parte Angioni col destro, deve volare Grotta per levare il pallone dall'incrocio dei pali. Punizione valuta benissimo qua dal numero 8. Lunga a cercare Azzeni, palla che scorre, Sperandio ci ha provato col destro, poi Gianoli, spalle alla porta, vuole andare via De Muro, ci riesce molto bene il numero 11 che poi si allunga, la palla va sul fondo, dentro il cross per Pizzalis. È stata questa forse l'occasione migliore della Tarros, che punta Sperandio. Orru sul destro, va a partire dal traversone, dentro il colpo di testa, non ci arriva per poco Calaresu, poi Gianoli dietro per Lonis, dall'illusione ottica del gol qua il 10, palla che termina fuori, cerca la palla dentro, palla che resta lì, poi c'è un tocco e calcio di rigore. Attenzione, all'80° arriva l'episodio che può cambiare la partita, calcio di rigore. Lonis contro Stefanato, fa Lonis, non sbaglia, Lonis è 1-1, tutto nuovamente in parità. Il più pericoloso della Tarros non ha sbagliato, a tu per tu con Stefanato, e ora qui al Gino Neri torna tutto in equilibrio, 10 minuti tutti da vivere. Quindi Serpi dentro il cross, ha cercato l'acrobazia Azzeni, poi Azzeni col sinistro, Sanna sbaglia nel tocco per magia. Attenzione a Paolo Azzeni che può involarsi verso la porta. Azzeni a tu per tu con un lasci, Azzeni evita il portiere, cade e c'è calcio di rigore clamoroso, ma c'è anche la bandierina alzata. E allora qua riavvolgiamo il nastro perché bisogna capire un attimo la decisione finale, perché il guardaline è alzato la bandierina. Va lungo a cercare Gianoli, trova la spizzata di Marco Azzeni ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio, cala il sipario, 1-1.